quindi diverse dal punto di vista funzionale, ma dal punto di vista strutturale sono molto simili. Sono delle strutture pressappoco rotondeggianti, hanno una struttura sferica all'interno chiamata nucleo. Vedremo che poi il processo tumorale ha un ruolo fondamentale, il nucleo nel processo tumorale, e queste cellule in effetti sono fondamentali perché noi siamo fatti di cellule. Tessuti ce ne sono tantissimi. Uno di questi tessuti, per esempio il tessuto epiteliale, che va a costituire la cute, che va a costituire anche il nostro intestino, è costituito da cellule disposte in un modo ben preciso, e molto spesso il nome dei tumori prendono il nome del tessuto da cui originano. Per esempio il carcinoma è un tumore del tessuto epiteliale. Queste appunto sono cellule con il nucleo, come potete vedere, al centro, e questa è una cellula di mio paziente ieri sera che ho fotografato al microscopio. Appunto ho chiesto permesso se potevo proiettare una sua cellula, una cellula epiteliale della bocca, e come potete vedere c'è il nucleo al centro della cellula. La cellula si chiama cellula perché questo nome fu coniato da un inglese, Robert Hooke, che con un microscopio primitivo osserva un pezzo di sughero e notò che il sughero era fatto da piccole cell in inglese è la cella dei frati. Notò che il sughero aveva una struttura molto simile alle celle dove andavano i frati nei conventi. Questo nome è rimasto appunto fino ad oggi, tant'è vero che una rivista autorevole che studia la biologia delle cellule si chiama Cell. Questa è una cellula abbastanza complicata, oggi si sa molto sulle cellule, ma molto c'è ancora da scoprire, e sono degli organismi viventi, sono delle macchine. Queste sono delle ricostruzioni di quello che possiamo vedere nel microscopio elettronico, e abbiamo il nucleo e altri apparati che abbiamo chiamati organelli. La domanda: a che servono questi organelli? Semplificando parecchio, innanzitutto quanto misura una cellula e quante cellule abbiamo nel corpo. Nel nostro corpo ci sono 10 miliardi di cellule, e se il nostro corpo fosse come lo stadio a Sant'Elia, la cellula è grande come le biglie che usavamo per giocare da bambini, quindi è un centesimo di millimetro, è piccolissima, ed è strano che all'interno di questa struttura piccolissima ci sia tutta questa funzionalità. Semplificando, quindi scuso con i miei colleghi se faccio un po' Piero Angela, ma semplificando parecchio, possiamo dire che alcuni organelli delle cellule possiamo ricondurre a certe funzioni. Le cellule sono organismi viventi, sono delle macchine, hanno innanzitutto una centrale elettrica che si chiama mitocondrio, che produce l'energia per la cellula. In effetti il mitocondrio carica delle pile, che vengono chiamate ATP, e l'energia viene, diciamo, sottratta agli zuccheri. Quando noi la mattina andiamo a berci il caffè zuccherato, quel saccarosio finisce sotto forma di glucosio, viene diviso, ma sotto forma di glucosio nel mitocondrio, che viene bruciato. Una domanda che potrebbe fare un qualsiasi amico per strada o al bar: ma se viene bruciato si formano delle scorie? Certo, si formano delle scorie. La cellula è molto efficiente eliminando le scorie. Questa efficienza diminuisce man mano che invecchiamo, per cui nelle cellule si accumulano scorie e noi invecchiamo. Le rughe che ho nella mia faccia sono le scorie delle cellule della pelle che non riescono più a smaltire queste sostanze, si chiamano appunto radicali liberi. Queste scorie possono provocare il cancro. Poi ci sono delle strutture molto piccole che si chiamano ribosomi, e questi sono paragonati delle fabbriche che producono i mattoni per le cellule, producono dei sistemi per trasportare sostanze, si chiamano proteine, e hanno un sacco di funzioni. Io ho paragonato appunto una proteina a un treno. Queste proteine, questi treni sono proteine di trasporto, si trovano all'esterno della cellula e trasportano delle sostanze, trasportano anche chemioterapici quando un paziente fa la chemioterapia. Tant'è vero che i tumori che cosa fanno? In modo furbo, modificano
vagoni, per cui il chemioterapico non può essere più trasportato all'interno della cellula tumorale. Quindi nel processo tumorale anche queste proteine di trasporto, come vedremo, penso che Pierpaolo ne parlerà, hanno un ruolo fondamentale. Ma il cuore della cellula è il nucleo, dove c'è il nastro con le istruzioni per far funzionare la cellula, quella che noi chiamiamo DNA. Io l'ho paragonata a una cassetta degli anni 80, sono di quella generazione, e il DNA, come un nastro di una cassetta, contiene registrate tutte le funzioni della cellula. Vedremo che il tumore nasce perché si altera questo meccanismo, questo messaggio. In effetti la cellula, essendo un organismo vivente, è una vita che noi possiamo paragonare a grandi linee come una vita di un organismo di un uomo. Abbiamo una fase G1, una fase giovanile, poi ci sono delle fasi di preparazione della cellula alla divisione e poi c'è una fase di divisione, cioè la cellula madre si divide in una cellula figlia. Quei punti rossi sono dei checkpoint, cioè ogni tanto la cellula si ferma, controlla che tutto va bene e poi va avanti. Se va male si autodistrugge per evitare appunto che insorgano delle malattie. In alcune forme di tumore sono appunto questi checkpoint che vengono a mancare quando il tumore blocca il checkpoint, quindi quando la cellula si sta moltiplicando non c'è più il controllo e quindi il rischio è che si moltiplica all'infinito. Questo per esempio, sono andato avanti, vabbè, ne parlerà poi il dottor Toni. Ecco, questo per esempio è una sezione di tessuto di cute, di pelle, e le cellule giovanili, quelle che si moltiplicano, che hanno bisogno dei checkpoint, sono quelle che stanno vicino al grasso, le cellule dello stato germinativo. Quelle stanno sempre in divisione. Poi ci sono le cellule mature, che è lo strato spinoso, poi ci sono quelle molto vecchie e quelle morte che ci proteggono, che fanno da protezione nella cute. Quando noi andiamo al mare mettiamo la crema solare e per evitare che i raggi ultravioletti colpiscano lo stato germinativo, le cellule giovani che hanno i checkpoint, perché il rischio è che i raggi ultravioletti blocchino i checkpoint cellulari. In queste cellule in continua proliferazione, che possono trasformarsi in cellule neoplastiche, c'è un tipo di cellula totipotente che potenzialmente potrebbe formare ogni tipo di tessuto e per questo motivo è meno regolata e quindi è a rischio di trasformazione neoplastica, sono appunto le cellule staminali, di cui parlerà appunto il mio collega Pierpaolo Coni. La domanda che ci mettiamo tutti dal cittadino normale al ricercatore è: perché succede tutto questo? Perché alla fine una cellula scombina tutto, rischiando di uccidere se stessa, perché se la malattia progredisce ovviamente pone a rischio la stessa vita della cellula tumorale. Innanzitutto il cancro non è una malattia recente, molto spesso sentiamo dire che il cancro è associato alla vita moderna, non è vero. Se noi andiamo per esempio a analizzare delle TAC di mummie egiziane, questo è un uomo chiamato M11, qui è stato fatto un TAC e aveva un tumore alla prostata 2500 anni fa. Si vedono appunto nella TAC le metastasi dovute al tumore alla prostata. Questa è una donna di 4500 anni fa con segni di tumore alla mamella, quindi questa antica parente ha avuto appunto un problema di tumore alla mamella. Parliamo di una persona appunto di 4500 anni fa. Un discorso da bar sempre è se è vero o no che il cancro è in aumento oppure no. Molto spesso mi capita di sedermi da qualche parte con degli amici che fanno altri lavori, c'è qualcuno che mette in dubbio il fatto che le malattie tumorali siano in aumento. Allora, per sapere se una malattia tumorale è in aumento noi dobbiamo andare in un sito ben preciso, che è il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lì ci sono tutte le statistiche, vediamo che all'inizio del Novecento morivano più persone, su 100.000 abitanti moriva all'anno 1100 persone di varie malattie, dove le malattie infettive facevano da padrone, la gente moriva di gastroenteriti e di malattie polmonari. A UTA negli anni 30
all'inizio maggio il 30% dei bambini moriva di malattie gastroenteriche. Oggi questo fortunatamente non succede, muoiono meno persone, però quasi tutti muoiono di tumori o di malattie all'apparato circolatorio. C'è da dire una cosa, che questo fatto indica che cercare di registrare le morti di tumore non siano dovute non è facile, perché è un aspetto quasi naturale. Se noi eliminiamo tutti quelli che morivano per malattie infettive, portiamo avanti delle persone che hanno un sistema immunitario non selezionato, cioè le malattie infettive selezionavano i più deboli, okay? Quindi portavano avanti una fetta della popolazione forte dal punto di vista immunitario, quindi c'è già questo rumore di fondo. Se poi andiamo a vedere i dati europei, i paesi che hanno però più malattie tumorali, un'incidenza più alta di malattie tumorali, sono i paesi che hanno uno stile di vita non consono, diciamo, con la vita sana dal punto di vista dei tumori, per esempio i paesi che hanno un'alimentazione ricca di grassi animali, i paesi dell'est per esempio. Ovviamente le malattie tumorali aumentano con l'età, è fisiologico perché la cellula invecchia, perché all'interno della cellula aumentano le scorie, le sostanze ossidanti, ma anche con l'età accumuliamo anche le sostanze inquinanti. Quindi un tumore, come ho detto prima, è una disorganizzazione dei tessuti delle cellule che impazziscono. Ma perché vanno ad impazzire? Vanno ad impazzire perché si rompe il nastro, si rompe il DNA. Il DNA è quella struttura presente nel nucleo dove ci sono tutte le informazioni per far funzionare una cellula. In effetti gli organismi superiori hanno una doppia coppia di questo nastro, uno di riserva. È una molecola scoperta negli anni 50 da Watson e Crick. In effetti la scoprì a pari merito Rosalind Franklin, che morì di tumore abbastanza giovane, per un aspetto abbastanza assurdo. Il DNA ha delle informazioni, se una cassetta abbiamo le canzoni, nel DNA abbiamo delle informazioni che sono geni. I geni vanno a costruire una proteina e possono essere paragonati appunto a una canzone della cassetta. Alcuni di questi geni regolano i checkpoint. Allora, le sostanze mutagene, quindi le sostanze ambientali o quelle presenti nel fumo, per chi fuma, sono in grado di alterare i segnali nel nastro del DNA, per cui le varie funzioni, i vari comandi vengono alterati. Se vengono alterati i comandi di certi geni chiave che regolano le funzioni cellulari, la cellula impazzisce e abbiamo un tumore. Quindi i mutageni sono queste sostanze. E qui si va a rispondere a un altro discorso da Parr. Qualcuno mi dice, sì, ma tutto quello che racconti è fasullo, perché conosco un vecchietto che fuma e ha 100 anni e fuma il sigaro da quando aveva 14 anni, tipo. Allora, queste persone sono delle persone fortunate, perché sono nate con il DNA privo di mutazioni. Noi abbiamo due cromosomi, un doppio cromosoma, e entrambi i cromosomi erano privi di mutazioni. Rappresenta una fetta bassissima della popolazione. La maggior parte della popolazione invece sta in una situazione che almeno qualche oncogene è già mutato, ok? Uno direbbe che il cancro è una malattia ereditaria, non è una malattia ereditaria. Ereditiamo alcune mutazioni, forse alcune ce le facciamo durante la vita, ma la maggior parte della popolazione sta nel mezzo e quindi è suscettibile ai mutageni. Una piccola fetta fortunata impiegherebbe anni per creare delle mutazioni, fumando. Questa signora probabilmente avrebbe il cancro a 180 anni, ma non ci arriva. I mutageni appunto sono delle sostanze capaci di modificare le informazioni del nostro DNA, possono essere degli stili di vita, delle malattie infettive, pensiamo al papillomavirus nella cervice uterina, ai fumatori, pensiamo agli inquinanti ambientali. E qui c'è da fare una piccola precisazione sui mutageni. Anche qui si dice di tutto. I mutageni, è provato scientificamente che molte sostanze sono in grado di modificare il DNA e di causare tumori. Esistono delle riviste autorevoli che lo provano. Uno di questi, per esempio, è la tetracloro di benzodiossina, che è uno dei
minutaggini più temibili, che sta nell'ambiente per centinaia di anni. Quando produciamo questa sostanza la mandiamo in eredità ai nostri figli, cioè i nostri nipoti dei nipoti respireranno questa sostanza prodotta da noi, perché è impossibile distruggerla in ogni modo. Poi c'è il benzopirene che appunto si trova nel fumo delle sigarette. La domanda: come faccio a sapere se un processo industriale, un processo, uno stile di vita, una sostanza è cancerogena? Si può fare se noi andiamo da database giusti. Uno di questi si chiama PubMed, è una libreria mondiale. Noi ricercatori siamo costretti a pubblicare le nostre ricerche in questo sito. Ci sono degli esponenti internazionali che vanno a controllare se quello che scriviamo è giusto, e se tutto va bene poi viene pubblicata. Quindi tutti i cancerogeni finiscono per esempio in questo database. Per quanto riguarda l'amianto, per esempio, l'effetto antitumorale dell'amianto è stato descritto da medici inglesi nel 1930, ma lo trovate su PubMed da un certo Farris, che scoprì l'effetto tumorale dell'amianto nel 1952, era dimostrato, c'era già la pubblicazione. La legge sull'amianto in Italia, si comincia a parlare di legge sull'amianto nel 92, quindi ci sono voluti 30 anni, e normalmente quindi dalla ricerca alle leggi passano decenni, e in quei decenni la gente si ammala. Per questo motivo è importante il registro dei tumori, perché il registro dei tumori va a verificare la situazione in una determinata popolazione, se c'è un'incidenza maggiore o meno rispetto a un'altra popolazione controllo, e se questo c'è siamo costretti a tornare indietro, a ritroso, a vedere che cos'è che è cambiato in quella popolazione, se ci sono ad esempio situazioni di ambiente, stili di vita cambiati o malattie infettive. Io lascio la parola ai miei collaboratori, ringrazio tutti. Questa è una statuetta Ortese, i due lottatori. Mi piace pensare che quello di sopra sia un Ortese che combatte il cancro. Grazie. Bene, allora ringraziamo il professor Lobru. Adesso la parola è alla dottoressa Gerosa, che è dirigente medico dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari e che ci parlerà proprio del registro tumori. In realtà questo registro tumori abbiamo visto che è una cosa essenziale, necessaria, cioè ci serve a quei ricercatori per poter valutare l'incidenza e poter dire alla, chiamiamo così, classe politica: ottieni, fai, organizzati, cerca di fare qualche cosa per migliorare questa situazione. Ne abbiamo parlato anche con il sindaco, cerchiamo di trovare il modo di trovare le soluzioni migliori. Dottoressa Gerosa è pronta oppure continua a chiacchierare del più e del meno? Vorrei parlare oggi della sconfitta del Cagliari, no, ho pareggiato. Comunque, scherzando, dicevo, in effetti questo del registro tumori continuo a parlarne perché è un qualche cosa di interessante. Ne parlavamo con il professor Fa, che poi è il responsabile regionale di questo registro, e questo registro dovrebbe essere un posto dove in regione arrivano tutte le segnalazioni, quindi le associazioni, i comuni, diciamo così, tutte le organizzazioni devono assolutamente far capo a un registro preciso, perché se noi lo ignoriamo questo registro, questo non porta poi a un risultato positivo. Sappiamo bene che purtroppo in Italia anche le cose migliori poi vengono ad essere in qualche modo rovinate, vengono ad essere rovinate da qualche cosa che non funziona perfettamente. Ora, invece, noi vogliamo che questo funzioni per noi e funzioni per anche tutti quelli che verranno dopo di noi. Parlavamo prima di un ambiente, quando siete pronti ditemelo, parlavamo prima di un ambiente come questo, che è un ambiente particolarmente a rischio. Io ne approfitto allora per anticipare quello che stavamo dicendo e per lanciare una sfida. Io forse non so se ne ho già parlato la volta, ci siamo già visti una volta qualche mese fa, ho avuto il piacere e l'onore di venire qua, però sull'ambiente, sui tumori, sulla prevenzione, noi abbiamo fatto come università un lavoro, penso, abbastanza interessante. Abbiamo tra l'altro incominciato a dire: prendiamo il sindaco di un paese
tranquillo. No, ne parlo dopo. Prego, dottoressa Giorgina. Però adesso così sapete che devo dire. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Io ho voluto mettere come prima diapositiva, visto che vi devo parlare del registro tumori, questa immagine. Uno la vede e dice: ah, c'è anche il logo del registro tumori della Sardegna. Beh, in realtà no. Questo fu uno dei tanti loghi che insieme con il mio direttore, il professor Gavino Fa, iniziamo a studiare nel 2010 quando decidemmo di iniziare questa avventura del registro tumori. Il registro tumori è un diritto di tutti i cittadini. Questa foto che vi ho messo in basso proviene da una delle ultime manifestazioni che è stata fatta in Campania, perché tutte le regioni hanno il diritto di avere un registro tumori, e in Sardegna il registro tumori c'è solo nella provincia di Sassari e Nuoro, e nella nostra provincia ancora non c'è. Si stava iniziando, poi insomma vari problemi che adesso esulano da questo incontro si è un po' interrotto, però è il nostro diritto. Ma che cos'è questo registro tumori? Allora, i registri tumori sono delle semplici strutture costituite da persone impegnate nella raccolta di tutta una serie di informazioni sui tumori maligni, quindi tumore maligno e il cancro. Ovviamente all'interno di un determinato territorio. Tutte le informazioni del registro tumori fanno capo all'AIRTUM, che è l'associazione legalmente riconosciuta in Italia, l'Associazione Italiana Registro Tumori, alla quale ogni registro tumore deve essere accreditato. Perché? Perché fare un registro tumori non è una cosa così semplice, così facile. Il registro tumori necessita di personale dedicato, adeguatamente preparato, che si trova a interpretare una quantità di dati incredibili, a partire dalle schede di dimissione ospedaliera. Queste schede di dimissione ospedaliera vanno poi confrontate con i referti di anatomia patologica, con le esenzioni ticket, con i certificati di decesso, vanno discussi con i medici di famiglia al fine di rilevare il nuovo caso di tumore in quel determinato ambiente. Pertanto il registro tumori studia l'incidenza, e cioè in pratica quanti nuovi casi di tumore in un anno, studia la prevalenza, quindi quanti italiani in questo momento hanno un tumore, ovviamente studia la sopravvivenza, la mortalità, ci dà quindi tutta una serie di dati più precisi, ci dice, perché le statistiche che possiamo fare sono veramente tante, se i tumori aumentano o diminuiscono rispetto agli anni precedenti. Ovviamente possiamo fare un confronto con le varie regioni, con le varie zone e anche con il resto del mondo. L'AIRTUM periodicamente riceve tutte le varie informazioni e se voi entrate nel sito dell'AIRTUM ci dà tutta una serie di notizie che possono anche essere interessanti. Qui ve ne ho riportato qualcuna, per esempio al giorno vengono rilevati circa 1000 nuovi casi di tumore, però la mortalità è in calo, molti tumori però si muore di meno, ok? Vedremo poi il perché. Si è visto che l'incidenza dei tumori infantili è in diminuzione e non solo, la sopravvivenza dei tumori nei bambini è aumentata. Vediamo anche qui il motivo. Un altro dato importante che ho preso è l'incidenza del tumore del polmone nelle donne è quasi simile a quello degli uomini. Ok, notizie molto interessanti sicuramente, però a noi ci servono
queste notizie? Perché l'AIRTUM fa tutte queste indagini statistiche? E allora, per chiarire il concetto, vi porto questa tabella sempre dell'AIRTUM, dove praticamente è stata studiata i tumori più frequenti nelle donne, e le donne sono state suddivise in fasce d'età 0-44 anni, 45-64 e più di 65 anni. Allora, quello che emerge da questa tabella è che, a prescindere dall'età, per esempio, il tumore più frequente in assoluto nelle donne è il carcinoma della mammella. A tutte le età abbiamo una percentuale, guardate, dei 0-44 anni addirittura del 36% e dei 45-64 quasi il 40%. Poi ovviamente seguono tutta una serie di altri dati come i tumori del colon retto, del polmone, della cervice uterina. Ok. Questa tabella è estremamente importante perché da questa tabella e da questo dato, per esempio il fatto che nelle donne il tumore più frequente è il carcinoma della mammella, ha fatto sì che nel corso degli anni si siano adottati dei programmi di screening. Se noi sappiamo tramite il registro di tumori quali sono i tumori più frequenti, noi possiamo cercare di prevenirli, possiamo cercare di fare delle diagnosi precoci. E una di queste che ormai c'è da un po' di tempo è lo screening sul carcinoma della mammella. Voi capite che se noi individuiamo un tumore di 1 millimetro, non è come la paziente che si rivolge al medico quando il tumore è già di 2 centimetri, quando c'è un interessamento dei linfonodi, quando ci sono metastasi. È tutta un'altra cosa a livello di terapie e di sopravvivenza, di mortalità. Pertanto i programmi di screening che vengono fatti si basano soprattutto sugli studi dei registri tumori. Per quanto riguarda il tumore della mammella è facilissimo, nel senso che non so, tutte le donne dai 50 anni in su avranno ricevuto una lettera invitandole a fare una mammografia. Se l'esame dato, lo screening è gratuito, questo mi preme sottolinearlo. E succede che una donna fa una mammografia, si verifica che il medico vede qualcosa di strano, si procede negli accertamenti e si individuano carcinomi veramente piccolini, tumori maligni, okay, veramente piccoli, quindi interventi chirurgici piccoli, a volte neanche in terapie. O ancora il carcinoma del colon retto. Anche per il carcinoma del colon retto c'è in programma uno screening facilissimo. Praticamente vi arriva una lettera, anche questo dopo i 50 anni. Perché dopo i 50 anni? Perché si è visto che dopo i 50 anni c'è un aumento dell'incidenza. Vi arriva questa lettera, voi andate in farmacia, ritirate il kit, fate l'esame e lo riportate in farmacia. Facilissimo. Si fa una ricerca del sangue occulto nelle feci e si individuano tantissimi tumori maligni in fase inizialissima, gratuitamente. Il carcinoma della cervice uterina. Ora, il carcinoma della cervice uterina non solo si può fare una diagnosi precoce, ma si può proprio impedire l'insorgenza del carcinoma della cervice uterina, perché noi sappiamo che il carcinoma della cervice uterina, che è la parte dell'utero, quella più distale, ha come causa un virus, il papilloma virus. Allora le donne, a seguito di questo progetto di screening, fanno un piccolo prelievo e si fa la ricerca del virus. Ha il virus? Ok, allora li teniamo sotto controllo, vediamo se si presenteranno delle lesioni e così impediamo che il carcinoma insorga. Un discorso a parte, il carcinoma della tiroide. In Sardegna purtroppo c'è un elevatissimo numero di malattie della tiroide, molte tiroiditi autoimmuni, cosiddette tiroiditi
Secondo i nostri dati, una donna su 10 ha la possibilità di ammalarsi di carcinoma della mammella. Noi lo dobbiamo sapere questo. I tumori del colon retto, maschi e femmine. Un maschio su 24 e una femmina su 25 ha la possibilità di ammalarsi di carcinoma del colon retto. Cervice uterino, una donna su 180, ma noi possiamo proprio ridurre a zero questo dato. E i tumori della tiroide, molti nelle femmine, 1 su 17, meno nei maschi, 1 su 178, però anche è vero che se un uomo ha un nodulo all'80% più maligno che benigno, mentre invece nelle donne ci sono anche molti noduli benigni. E tumori del polmone, vedete che anche nelle donne sta aumentando moltissimo l'incidenza del tumore del polmone legato a quella che è la causa principale del tumore del polmone, che lo sappiamo tutti, il fumo, oltre a inquinamenti vari che adesso quindi torniamo al nostro perché dobbiamo stare a raccogliere i dati, questi dati che sono veramente difficili da elaborare, ci vogliono programmi, ci vuole una certa preparazione. Intanto perché noi possiamo fare diagnosi precoce, noi possiamo curare un tumore all'inizio della sua insorgenza, perché sulla base dei dati statistici noi individuiamo quelli che sono i tumori più frequenti. Possiamo individuare le regioni più soggette a tumori, quindi elaborare dei progetti particolari. Dobbiamo studiare l'ambiente, perché se noi abbiamo dei dati statistici che ci dicono che in quel paese c'è un'elevatissima percentuale di tumori del colon retto, andiamo a vedere perché, studiamo l'ambiente, vediamo cosa c'è in quel paese che non va bene rispetto agli altri. È chiaro che lo studio dei tumori fa sì, e lo studio delle cause dei tumori fa sì che noi, per esempio, individuando delle cause, possiamo allora intervenire con dei sistemi di protezione. Anche da noi nel nostro istituto noi lavoriamo con sostanze cancerogene, utilizziamo i sistemi di protezione individuali, maschere e così via. Non solo, programmi di educazione mirati nelle scuole. Se io so che a Milano pochissimi carcinomi della cervice uterina, Cagliari tantissimi, forse bisogna fare un programma di prevenzione, degli incontri nelle scuole, spiegare ai ragazzi che cos'è la papillomavirus, come si trasmette. Adesso c'è un'alta incidenza anche di carcinomi del cavo orale, pertanto è bene che i ragazzi sappiano quali sono le cause. Continuiamo a parlare di fumo, di alcol e di papillomavirus. Fumo e alcol, se ne deve parlare fin dalla tenera età, ma questo noi lo possiamo fare se conosciamo i dati statistici. Chiaro che con i dati possiamo indirizzare la ricerca verso certe terapie, per aumentare la sopravvivenza, per diminuire la mortalità e anche studiare i tumori rari, perché non è che studiamo soltanto i tumori più frequenti, purtroppo ci sono le persone che hanno i tumori rari e anche quello va studiato. Questa è un'ultima diapositiva. È possibile quindi cercare di migliorare la nostra salute, la nostra vita. Questo è un dato dell'AIRTUM. In Italia una persona ogni 25 ha vissuto l'esperienza di un
non ci sono tumori di serie A e tumori di serie B. Io purtroppo ho vissuto delle situazioni dovute alla potenza di associazioni che fanno numero e che quindi riescono a coinvolgere la struttura pubblica ad un'eventuale terapia per quella associazione. Quello io lo combatto, perché tutti possiamo incorrere purtroppo nel tumore. E allora il tumore è importante se io faccio parte di un'associazione perché il mio tumore è più frequente? No, è purtroppo una malattia che colpisce me come colpisce tutti. Quindi basiamoci anche sulla grande forza dell'Italia, che è la forza del volontariato, la forza del trovare delle soluzioni. Effettivamente in una situazione di crisi economica, perché alla faccia di chi dice che ne stiamo uscendo comunque ci siamo ancora, noi dobbiamo trovare delle soluzioni che possano permetterci di fare delle diagnosi a costo zero, perché la diagnosi, cioè la parola magica in Italia è la parola gratis. Allora ne abbiamo parlato con l'associazione, ne abbiamo parlato col sindaco, ne abbiamo parlato con altri amici, c'è una disponibilità. In questo caso io non posso parlare per altri, posso parlare per il mio settore, però c'è una disponibilità a trovare una soluzione per fare una diagnosi a costo zero scadenzata, cioè ogni 6 mesi, ogni anno noi lo facciamo. Vi faccio un esempio: io sono consulente della Guardia di Finanza, adesso tutti quanti scappano via, no? Faccio il consulente come università, vedo i finanzieri. Beh, noi in un anno abbiamo individuato, vedendo tutte le settimane qualche paziente, abbiamo individuato 2 con tumori del cavo orario. Bene, queste persone sarebbero adesso persone gravemente ammalate e invece le abbiamo individuate facendo una prevenzione che intendiamo continuare a fare. Spero con le associazioni, con i comuni e eventualmente anche con altri comuni di poter avviare anche una prevenzione di questo tipo. La parola alla dottoressa. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito e parlerò di un problema che è un problema sociale, in quanto il carcinoma del cavo orale, anche se preso in fase iniziale, può essere altamente deleterio per il paziente che ne soffre, in quanto anche se operato precocemente può causare gravi difficoltà nella vita in relazione. Immaginatevi un paziente a cui viene ascoltata parte della lingua, parte della mandibola, questo non si potrà più relazionare con gli altri, non potrà più avere una vita normale. Siamo sicuri della salute della bocca? Ci osserviamo adeguatamente, ci preoccupiamo di quelli che possono essere delle variazioni anche in stadio iniziale e che però possono diventare qualcosa di preoccupante? Beh, innanzitutto ulcere, malformazioni, erosioni sono frequentissime nella nostra bocca. Immaginate quello che io dico sempre ai pazienti: la bocca purtroppo viene usurata, la usiamo per mangiare, la maltrattiamo, non ci laviamo i denti adeguatamente e può andare incontro a notevoli alterazioni. E quindi queste possono essere il preludio, quindi la fase iniziale di lesioni potenzialmente maligne. Il carcinoma orale costituisce il 45% delle neoplasie del cavo orale, perché esistono tanti tumori, molti di questi grazie a Dio sono benigni, li possiamo risolvere velocemente, possono essere asportati e il paziente riprende la sua vita normale senza avere nessuno strascico successivo, ma il 45% di queste patologie possono invece degenerare in qualcosa di altamente maligno e purtroppo il carcinoma del cavo orale è altamente metastatico. È l'11° posto per gli uomini, l'11° tumore per gli uomini e il 17° per le donne, e 3,1 casi all'anno sono di pazienti che manifestano questa patologia. Il rapporto, come spesso accade, è 2-1 a favore, purtroppo un favore negativo per gli uomini. Gli uomini sono maggiormente colpiti, probabilmente perché vedremo anche i fattori di rischio culturalmente erano tipici degli uomini, il fumo e l'alcol. Purtroppo le donne stanno cercando di raggiungere il primato in quanto aumentano molto frequentemente donne che fumano e bevono tanto quanto gli uomini, se non di più. La sopravvivenza nell'81% si è localizzato, cioè se il tumore è piccolo può essere individuato, specialmente se viene fatta una diagnosi precoce, quindi abbiamo un alto tasso di sopravvivenza. Si riduce sempre di più se la diffusione è regionale, quindi
dalla bocca si è esteso nei tessuti circostanti. Immaginate il pavimento della bocca, cioè ciò che si trova sotto la lingua, è in stretto contatto con le strutture del collo, che sono riccamente vascolarizzate e quindi si diffonde molto facilmente. Allo stesso tempo si può diffondere sotto forma metastatica e quindi dare metastasi in regioni completamente distanti dalla bocca. Abbiamo anche noi come medici una colpa e la dividiamo al 50% con i pazienti, e quella del ritardo diagnostico. Uno, perché il paziente tante volte sottovaluta una cosa nuova, ho un piccolo buchino nella gengiva, qualcosa di strano che mi è apparso nella lingua, vabbè, lascio perdere, tanto passa, mi prendo magari qualche medicamento in farmacia, qualche colluttorio, tanto sarà infiammata, passerà. La colpa quindi questo al 50% è del paziente, dal 50% di alcuni medici che purtroppo non sono adeguatamente preparati nella conoscenza dei tumori del cavo orale, e anche loro sottovalutano la lesione, facendola andare avanti, e purtroppo tante volte quello che noi vediamo è solo la punta di un iceberg che poi si sta infiltrando nei tessuti circostanti. In Sardegna abbiamo un terribile primato, infatti siamo i più alti consumatori di birra per esempio, e pari al nord-est italiano, dove sono i più alti consumatori di tutto il resto dei tipi alcolici. Quindi abbiamo questa particolarità. Le aree colpite per quanto riguarda il cavo orale sono, la tolgo subito, bocca, labbro e lingua. Questi sono pazienti che io ho visto personalmente e che arrivano con queste lesioni. Immaginatevi quella lingua, come fa il paziente ad averla? Si è abituato, piano piano, e purtroppo tante volte quello che io dico, il tumore non fa male. Quali sono i fattori di rischio? Il fumo, l'alcol e i traumi. Ricordatevi che il fumo e l'alcol hanno un'azione sinergica. Un paziente che fuma più di 20 sigarette al giorno ha un rischio di incidenza di tumore del cavo orale 5 volte superiore a un non fumatore. Ma un paziente che fuma e beve, e non è importante il tipo di alcolico, ma la quantità, cioè superiore per 50 mg al giorno, è un paziente che corre un rischio esponenziale, cioè diventa altamente pericoloso. Per questo dico, le donne che prima fumavano meno, bevevano meno, adesso stanno raggiungendo il primato, modificando le loro abitudini. Un altro è i traumi. Io ho volutamente messo il sole perché un tumore che sta diventando abbastanza frequente è il tumore delle labbra. L'esposizione al sole, ricordiamoci sempre, quindi quando ci esponiamo al sole, specialmente le prime volte, di mettere la crema protettiva anche sulle labbra. Un'alimentazione scorretta. Ovviamente non si può curare il tumore, come mi ha detto qualcuno, basta modificare l'alimentazione, però sicuramente aiuta. Mangiare cibi, cosiddetto junk food, cioè i cibi spazzatura, che non danno niente di positivo ma causano un aumento dei radicali liberi, dell'infiammazione, dell'irritazione dei tessuti, sicuramente questi tipi di cibi possono danneggiare i nostri tessuti. E lo stesso vale per il consumo di acqua. L'acqua è importante, ci sono un sacco di campagne che promuovono bere acqua, la sfida degli 8 bicchieri di acqua al giorno, perché tutto questo serve anche per stimolare il sistema immunitario, quindi un'alimentazione sana, una corretta idratazione possono migliorare le nostre condizioni. Questa diapositiva ripete quello che stavamo dicendo, sono immagini forti, ma negli Stati Uniti è stata fatta una scelta per cercare di promuovere e di spaventare i pazienti dicendo guarda che tu puoi arrivare a quello. I giovani e i loro vizi. Purtroppo i giovani tendono a bere sempre di più, bere male tra l'altro, perché un conto è bere un buon vino in quantità moderate, un conto è bere un super alcolico che non ha nessun potere nutrizionale e ha un sacco di difetti. Fumano qualsiasi cosa, assumono droghe, tagliate male, possibilmente con un sacco di sostanze nocive, si è visto le ultime campagne contro la droga nelle discoteche, l'abuso di droghe di ogni tipo e purtroppo la pessima abitudine di tatuaggi e piercing. Perché i piercing possono causare tutte queste lesioni, sino ad arrivare a queste. Vi dicevo, il terrorismo psicologico, queste foto le ho fatte io in Thailandia, perché in Thailandia, dove il fumo è comune, perché oltre al fumo di sigaretta si associa la masticazione per esempio di tabacco, di foglie di betel, dove il fumo cosiddetto, quello che era qua chiamato il fumo a intro, cioè il fumo aspirato esattamente al contrario, che è altamente deleterio per il cavo orale, hanno deciso di cercare di terrorizzare i pazienti, gli acquirenti,
per evitare che fumino. Ovviamente la migliore scelta di vita è la prevenzione. La Menta ne fece una campagna pubblicitaria che ha spopolato: prevenire è meglio che curare. Perché se noi mettiamo l'attenzione sull'alimentazione, che vuol dire mangiare un po' di tutto, non stare a dieta, mangiare sano, bere acqua, tagliare le sigarette, fare attività fisica e cercare anche di abbassare i livelli dello stress. È una cosa che a me fa venire i nervi quando mi dicono: certo, dovresti modificare le tue abitudini e essere un po' meno stressata. Potrei andare alle Maldive tutta la vita e stare molto felice. Purtroppo non lo possiamo fare, ma possiamo adottare dei piccoli accorgimenti per cercare di avere dei livelli di stress più bassi, perché lo stress aumenta la produzione di radicali liberi. E ovviamente, per quanto ci riguarda, le visite specialistiche. Andare a farsi controllare, perché una visita specialistica ogni 6 mesi, quindi 2 volte l'anno, con la pulizia dei denti, fatta da un esperto di patologia orale, può salvarci la vita, perché una lesione presa in fase iniziale può essere eliminata, il paziente riprende la sua vita e semplicemente verrà controllato più di altri. Osservare significa intercettare. Questo strumento che vedete è una lampada che ha la capacità di vedere senza che ci siano manifestazioni cliniche, quindi senza che gli occhi o il nudo possa vedere qualcosa, è in grado di dirvi che ci sono delle alterazioni. Poi sarà al clinico, quindi al medico, dire quell'alterazione è una semplice infiammazione o quell'alterazione potrebbe essere qualcosa di tumorale. Quindi cosa fare? Delle visite specialistiche per una diagnosi precoce e una terapia mirata, che può essere farmacologica. Io mi occupo di laser terapia, curo quasi tutte le patologie con laser, può essere anche questo. Posso dare dei farmaci, posso dare i probiotici, posso dare i funghi, il dottor Ru potrebbe parlarvi per una settimana intera, posso dare tante cose, perché il nostro scopo è il benessere del paziente. Grazie. Grazie alla professoressa Piras, che avete visto che c'è l'Udes Malta. Io devo dire 2 cose sull'Udes Malta, perché è un qualcosa di cui in qualche modo che mi fa piacere, perché mi fa vedere come organizzatore. A parte che il rettore dell'Udes Malta è un sardo e questo ci fa oltremodo piacere. È un'università che sta in qualche modo collaborando, o con la quale stiamo in qualche modo collaborando per fare dei progetti di ricerca e dei progetti di sviluppo. Solo una piccola cosa: quando ho scoperto l'Udes Malta, ho scoperto quanto sono furbi al di fuori di questa nostra amata terra di Sardegna, o anche amata Italia. Lo sapete che chi si laurea a Malta ha un titolo riconosciuto in Europa, perché Malta fa parte dell'Europa, nel Commonwealth, perché fa parte del Commonwealth, quindi se va in Australia il suo titolo è riconosciuto, se va in Canada è riconosciuto, in Sudafrica, in India e così via, e guardate, udite un po', anche negli Stati Uniti. E sapete perché? Perché a Malta hanno preso la base di La Maddalena e la base di Sigonella, l'hanno riposizionata lì, hanno fatto un accordo e hanno detto: ok, noi vi lasciamo agli americani mettere la base, ma in cambio ci date la possibilità per i nostri studenti, per i nostri figli, di andare là negli Stati Uniti ed avere il titolo riconosciuto. Allora, questo a me fa rabbia, perché dico: perché noi italiani dobbiamo in qualche modo essere sempre dietro agli altri? Perché adesso arriva la Merkel, non la voglio mettere in politica, ma già che c'è, e arriva la Merkel e dice che è diventata un santo, quanto noi italiani, e anche avuta qualcosa avete fatto, giusto? Qua in Sardegna qualcosa abbiamo fatto, noi è da anni che cerchiamo di aiutare. No, arrivano gli altri e sono santi e noi siamo sempre i soliti cattivi mafiosi. Allora, a proposito dei mafiosi, ma scherzo, adesso vorrei che il professor Coni prendesse la parola e ci parlasse delle cellule staminali, perché a questo punto stiamo chiudendo il cerchio, abbiamo fatto un po' il percorso, abbiamo visto qualche tumore, abbiamo visto come nascono, adesso vediamo se possiamo fare qualche cosa con le cellule staminali. A tutti e ringrazio ovviamente gli organizzatori e soprattutto ringrazio voi che avete aderito a questa iniziativa, perché, come è già stato detto, una parte importante della prevenzione è l'informazione.
Io ogni tanto faccio vedere questa frase, conoscere per riconoscere, che serve per rammentare a noi che ci dobbiamo ovviamente sempre aggiornare, però è importante che anche chi non è addetto ai lavori si informi, si aggiorni, perché è già stato detto, per esempio, per i tumori del cavorale, i primi che si accorgono dei sintomi della malattia sono proprio i pazienti o i parenti dei pazienti, perciò anche loro devono essere in grado di aggiornarsi e sapere quello che può succedere. Questa è la terza volta che vengo qui a Ruta. Ho iniziato, come vedete, in questa occasione venerdì, scusate, nel 2014, e qui ho iniziato a raccontare una storia, era la storia della terapia personalizzata e dei nuovi marcatori molecolari dei tumori. La seconda volta ho parlato delle cellule staminali e oggi vorrei cercare di continuare la storia parlando invece delle cellule staminali neoplastiche. Vi rammento un po' quello che avevo detto la scorsa volta. Durante questi ultimi 50 anni, cercando di trovare una soluzione a quella che è la malattia che ci terrorizza di più, cioè il cancro, si sono individuati dei marcatori molecolari. Come ha detto Germano, la causa principale dei tumori sono delle mutazioni, cioè sono dei geni che vengono alterati. Ecco, l'alterazione di questi tumori ci permette di riconoscerli e di classificarli. Perché è importante conoscerli e classificarli? Perché ogni tumore poi ha una corretta terapia, perciò se si riconosce si sa già all'incirca qual è la terapia che funziona. E a un certo momento, da circa 10-15 anni, si è pensato di utilizzare questi marcatori tumorali non solo per riconoscerli, ma anche per colpire i tumori. Sono diventati dei bersagli. E allora queste alterazioni molecolari vengono prese in considerazione e si costruisce una molecola ad hoc che li va a colpire, dei farmaci. E questa appunto è la strategia delle nuove terapie bersaglio, delle terapie personalizzate, nel senso che il tumore viene caratterizzato e tramite le sue alterazioni si sa già qual è il farmaco che può funzionare in questi pazienti. Qui vedete appunto alcuni farmaci, alcune mutazioni che caratterizzano diversi tumori e alcuni farmaci appunto che riescono a contrastarli. Germano ha fatto vedere un'icona delle cellule e effettivamente è un'icona molto semplice, ma è quella che per 50 anni è rimasta impressa nella nostra memoria, cioè una membrana del citoplasma e nucleo. Ha fatto vedere anche un'immagine della microscopia elettronica dove si è visto che è più complicato, non è un discorso così semplice. Le nostre cellule fanno veramente delle cose straordinarie, proprio perché si sono organizzate molto bene. Qui vediamo come il discorso si complica ancora di più, perché invece di vedere degli organeli all'interno della cellula vediamo semplicemente delle proteine. Guardate quante ce ne sono. Questo è il modo che hanno le cellule di comunicare e di trasmettere i segnali nei loro compartimenti. E ognuna di queste molecole, ognuna di queste proteine, se mutata, può dare origine al cancro. Pensate che cosa succede se uno di questi puntini viene mutato. La cosa si complica ancora di più. Ecco, noi per cercare di conoscere le cellule dobbiamo cercare di entrare dentro questi meccanismi. È una cosa estremamente complicata e qualcuno ci deve aiutare. Chi ci aiuta? Ci aiutano i cosiddetti bioinformatici. Raccolgono tutte queste informazioni e poi ci dicono loro quali sono le connessioni. Come vedete, più mutazioni conosciamo e più molecole sono state fatte. Guardate quante ne sono state fatte. Non tutte purtroppo funzionano. Vengono sintetizzate e vengono messe lì da parte. E solamente quelli che risultano dalla sperimentazione utili vengono poi utilizzate. Questo è un caso che mi piace molto, è il caso del FIVE che è stato scoperto una quindicina d'anni fa, è stato progettato una quindicina d'anni fa, funziona molto bene, lo vedete qua con i cisti, i tumori gastrointestinali. Guardate cosa succede, vedete il tumore quello in rosso, vedete le metastasi, guardate cosa succede dopo un mese di trattamento, praticamente il tumore è sparito. Purtroppo questo è uno dei pochi casi in cui il tumore viene quasi completamente debellato, negli altri casi invece che cosa succede?
Succede che se andiamo a colpire veramente le cellule neoplastiche, il tumore rallenta e perciò un paziente che aveva, che ne so, 6 mesi di vita, può addirittura raggiungere 5, 6 anni, anche 10 anni. E nel frattempo spuntano nuove terapie e nuove possibilità. La seconda volta che sono venuto qui a Utah ho parlato di cellule staminali, era in occasione della festa della birra e il titolo dell'occasione per fare una chiacchierata è stata storia di cellule, virus e molecole, perché in effetti quello che il nostro corpo è composto da cellule, vedete, da numerose cellule, sono 50-100.000 miliardi di cellule nel nostro corpo. Germano ha detto 10 miliardi di cellule, abbiamo ragione tutti e due, perché il numero del nostro corpo dipende da tante cose, dipende dal sesso, da quello che mangiamo, proprio da veramente tanti fattori. E poi soprattutto dipende anche da quello che succede, per esempio se abbiamo un processo infiammatorio i nostri linfociti, le nostre cellule aumentano, perciò variano notevolmente. Una cosa però, ecco, queste cellule si organizzano in 200 tipi di tessuto, di 100 tipi di cellule diverse che si organizzano poi in tessuti, sistemi e organi. La cosa a cui voglio arrivare però è questa: che cosa è che mantiene questo numero di cellule costanti e che cosa regola questo numero di cellule nei diversi momenti della nostra vita? Sono proprio le cellule staminali, le vediamo qua, e d'altronde il nostro corpo origina da una singola cellula che poi durante il periodo embrionale, appunto, tramite la proliferazione e la differenziazione crea i nostri tessuti. Queste cellule staminali stanno diventando un argomento estremamente interessante perché hanno delle capacità straordinarie. Le conosciamo da molto, però solamente oggi incominciamo a capire che cosa effettivamente sono. Prima di tutto hanno una capacità unica, cioè quella di autorigenerarsi. Quando una cellula staminale si divide, dà origine a 2 cellule figlie e generalmente una di queste cellule figlie rimane staminale e l'altra invece si differenzia e dà origine a una cellula del tessuto. Ci siamo? E a seconda di quello che succede, come vedete, c'è una divisione asimmetrica, 2 cellule diverse, o simmetrica, 2 cellule uguali. Adesso abbiamo capito che queste cellule staminali sono un'enorme riserva, sono quelle che ci permettono di recuperare le cellule che perdiamo durante gli anni della nostra vita. Se succede qualcosa in tutti i nostri tessuti, in tutti i nostri organi, c'è una cellula staminale che è pronta a intervenire. La prima cosa che fa dà origine a un'altra cellula staminale, cioè mantiene la riserva. La seconda cellula invece viene differenziata e va a sostituire le cellule che sono state danneggiate o che sono morte. Adesso sappiamo che ci sono almeno 2 tipi di cellule staminali. Le cellule staminali embrionali abbiamo visto che cosa fanno? Costruiscono il corpo durante tutto il periodo della gestazione. Ma la cosa più interessante è che alcune di queste cellule rimangono silenti nei nostri organi, sono le cellule staminali adulte. Da queste cellule staminali adulte, che sono pluripotenti, in teoria potremmo ottenere qualunque tipo di cellula dei nostri tessuti. È per quello che adesso siamo molto concentrati su queste cellule, perché si sta pensando di riconoscerle, isolarle, farle proliferare, farle diventare un tessuto sostitutivo. Okay? In poche parole, sino a quando noi avremo cellule staminali giovani, rimaniamo giovani. Quando le cellule staminali invecchiano, allora, ahimè, diventiamo vecchi. Perciò è abbastanza inutile usare creme che ci fanno ringiovanire. Tanto le cellule staminali sono poche e se ne fregano. Le dobbiamo semplicemente trattare bene, dobbiamo evitare che entrino in azione e che inizino a proliferare, perciò anche a loro invecchiare. La seconda volta avevo parlato delle cellule staminali nel latte, cellule staminali adulte, cellule mesenchimali. E l'argomento è interessante, è stato scoperto e si è iniziato a discutere di questo 4-5 anni fa,
Perché prima il latte veniva considerato semplicemente un fattore nutritivo. Ci si interessava soprattutto alla quantità di grassi, di proteine, eccetera, eccetera. Adesso si è visto che invece ci sono delle cellule. E il discorso incomincia a farsi molto interessante, perché queste cellule dall'embrione rimangono nell'adulto e nella donna, nel momento in cui deve lattare, addirittura passano al bambino, al figlio. Non solo. Recentemente si è visto che durante il periodo di gestazione alcune cellule staminali del bambino poi si ritrovano nella madre. Anche dopo 10 anni, 15 anni dopo il parto, alcune cellule staminali del bambino sono nella madre. E che cosa può voler dire tutto questo? Dal punto di vista biologico è una cosa fantastica, non l'avremmo mai potuto immaginare. È una sorta di segnale che passa tra la madre e il bambino. Purtroppo, come avete visto, poi c'è una terza famiglia di cellule staminali che sono le cellule staminali neoplastiche e poi alla fine ne parliamo. Ma che cosa ci fanno queste cellule staminali nel latte? Prima di tutto non ci sono solo cellule staminali, ci sono per esempio cellule del sistema immunitario che passano dalla madre al bambino e che servono appunto per proteggerlo nei primi mesi di vita. E questo elegante esperimento ci fa capire, ci fa intuire a che cosa servono le cellule staminali della madre. È stato utilizzato una femmina di topo transgenico che ha le sue cellule con un enzima presente nelle sue cellule che diventa rosso, ok? Perciò tutte le sue cellule diventano rosse. E a questa femmina sono stati fatti allattare dei piccoli di topo che invece questo enzima non ce l'ha. In poche parole siamo in grado di seguire le cellule della madre. Abbiamo visto che queste cellule rosse sono presenti nel latte e abbiamo visto che vengono ingerite dall'infante e poi soprattutto seguendo abbiamo visto che queste cellule attraversano lo stomaco, vanno in circolo e quando come si chiama il piccolo del topo? Il neonato diventa adulto, le ritroviamo in tutti i suoi organi. Toppino diventa toppone. Comunque, come vedete qua, appunto tutte le cellule che sono state, non tutte, alcune cellule che sono state introdotte, cellule staminali che sono state introdotte con il latte, le ritroviamo nel suo organo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste cellule servono per completare la crescita dei vari organi durante i primi mesi di vita, ma questi rimangono per decine e decine di anni, probabilmente sino alla fine della vita di questi toppini. E cosa vuol dire? Vuol dire che queste cellule sono là e continuano a mandare delle informazioni che vengono ereditate dalla madre, che a sua volta le ha ereditate da sua madre, eccetera, eccetera. La cosa importante è che adesso abbiamo capito che queste cellule staminali hanno queste capacità perché sono molto sensibili al loro ambiente, al microambiente. E purtroppo dell'ambiente se ne parla molto, però ci si dimentica che è estremamente importante. Cioè, che cosa fa decidere una cellula staminale se deve dividersi e fare crescere alcune cellule del tessuto che si devono rigenerare? È proprio l'ambiente. Nell'ambiente il contatto con le diverse cellule gli dà queste informazioni, le stimola proprio a dividersi e a dare origine a queste cellule. E questo microambiente ha dei fattori che si chiamano epigenetici, perché non sono genetici. Germano ci ha parlato appunto di fattori genetici, di mutazioni, questi che sono irreversibili, cioè rimangono, se non vengono riparate. Invece i fattori epigenetici sono transitori, è il nostro ambiente. Come l'abbiamo modificato in male, lo possiamo modificare in bene. E questa è una straordinaria risorsa, perché se capiamo che cos'è che abbiamo sbagliato, lo possiamo correggere. Con le mutazioni genetiche invece è molto più difficile, se non impossibile. Mentre i geni riguardano il DNA, invece l'epigenetica riguarda l'espressione dei geni, riguarda le proteine.
come vengono modificate le proteine appunto dall'ambiente. E facciamo un esempio pratico, sempre un esperimento su animali, su questi poveri toppini. E questi hanno un particolare gene e si è visto che a seconda di quello che mangiavano le loro madri nascevano con il pelo giallo, lo vedete, e obesi. E questi obesi poi, la maggior parte, diventavano anche diabetici. Ma che cosa mangiavano le loro madri? Più che mangiare, che cosa gli veniva dato da mangiare alle loro madri? Vedete, questo è l'AVT gene, e quello che faceva la differenza era una piccola modificazione della qualità dei geni, questa metilazione, cioè dei piccoli gruppi metilici si aggiungevano al gene, così come vengono aggiunti ovviamente si possono togliere. E vedete che quando non è metilato il gene abbiamo i toppi grassi e diabetici. Ecco, questa è semplicemente la differenza. Vedete, la madre rimane sempre la stessa, però se gli si dà una dieta che permette la metilazione di questi geni, la maggior parte dei figli sono normali. Se invece gli si dà qualche cosa che evita la metilazione di questi geni, nascono più grassi, la maggior parte più grassi e diabetici. Questo ci fa capire che cos'è l'epigenetica. Se noi cambiamo l'ambiente, sia l'ambiente esterno, ma soprattutto il nostro microambiente, possiamo cambiare, insomma, il destino della nostra vita, il destino dei nostri figli. Ovviamente questa dieta gli veniva data durante l'azione e durante l'allattamento. Perciò l'allattamento è estremamente importante. Purtroppo alcune compagnie che fanno le cosiddette i latti artificiali, le pappe artificiali, dicono che funzionano meglio del latte e purtroppo ancora non erano state scoperte queste cellule, perché in questo latte in polvere, in queste pappe, ovviamente queste cellule non ci possono essere. E ritorniamo alle cellule staminali neoplastiche, perché se avete seguito il discorso, allora probabilmente avete capito che queste cellule staminali sono estremamente preziose, ma sono anche estremamente pericolose, perché se alteriamo il programma di queste cellule, ecco che abbiamo un'altra causa di insorgenza dei tumori. Però questi non sono tumori normali, questi sono dei tumori terribili, perché mantengono tutte le capacità delle cellule staminali. E la capacità peggiore di queste cellule staminali è che quando li conviene stanno ferme, stanno completamente immobili, resistono a tutte le terapie, a tutti i chemioterapici, mandano avanti le cellule che si differenziano, che costituiscono la maggior parte del nostro tumore, e loro rimangono ferme, nascoste. La chemioterapia distrugge le cellule maggiori, quelle che vediamo, quelle che consideriamo il tumore, però loro rimangono là, resistono a questi chemioterapici. E poi spuntano fuori in un secondo momento, quando il microambiente e l'ambiente diventa favorevole alla loro crescita. E danno origine a un altro tumore. E questo ci ha fatto capire appunto come le nostre strategie terapeutiche in parte funzionavano e in certe volte ci ha fatto capire perché non funzionavano, proprio perché ancora non conoscevamo l'esistenza di queste cellule staminali neoplastiche. Ecco quello che succede, quello che dicevo prima, come vedete la maggior parte delle cellule del tumore sono le cellule somatiche, quelle differenziate che ormai abbiamo imparato a colpire, però rimangono sempre le cellule staminali neoplastiche che poi danno origine ad altri tumori. Le cellule, una del loro vantaggio è che sono poche queste cellule staminali, sono come vedete l'1 o il 2% del tumore. Sono resistenti alla chemioterapia e sono quelle che ormai si sa che danno origine alle recidive. Ma che cosa ci fa capire anche che è possibile che molti tumori originano da queste cellule staminali?
ricordate il discorso delle cellule del latte, staminali del latte? E cosa fanno queste cellule del latte? Viaggiano, hanno la capacità di muoversi dentro il nostro organismo. Sono praticamente delle cellule metastatiche. E effettivamente, se fossero mutate, sono proprio delle cellule metastatiche. E perciò adesso incominciamo a capire qual è la differenza tra un tumore maligno controllabile e uno invece ingestibile, perché quello ingestibile è sicuramente originato da una mutazione che è andata a colpire una cellula staminale. Allora, come siamo riusciti, cerchiamo di essere anche un po' ottimisti, come siamo riusciti a colpire le cellule neoplastiche con le mutazioni, quelle la maggior parte del tumore? Se riusciamo in qualche modo a conoscere queste cellule, prima o poi riusciremo a colpirle anche queste. Però ovviamente adesso siamo solamente all'inizio di questa fase. Vabbè, questo l'ho già detto perché un determinato tumore va in metastasi un altro, ma probabilmente tutta origine appunto da queste cellule staminali. Le possiamo riconoscere, sì, le possiamo riconoscere, così come ormai possiamo riconoscere le cellule staminali nel latte. Così come, per esempio, siamo in grado di isolare, di prendere. Le cellule staminali del latte sono tantissime. Una delle fonti maggiori di cellule staminali adulte è il nostro grasso, che sembra che non serva a niente, invece è un ottimo microambiente per le nostre cellule staminali. E questa è una fonte molto importante di cellule staminali da utilizzare nella medicina rigenerativa. Altre cellule staminali sono il midollo osseo, nei trapianti di midollo per esempio, che però sono delle cellule commite, sono già orientate per darci solamente le cellule del nostro sangue. Ecco, una fonte incredibile di cellule staminali sembra che sia il latte. Qui ce ne sono centinaia. Addirittura si pensa che durante tutto l'allattamento il neonato ne possa ingerire migliaia, milioni, a seconda di quanto dura l'allattamento. Anche dopo 6 mesi, un anno, probabilmente ci sono ancora queste cellule staminali. La maggior parte ovviamente viene distrutta, alcuni invece prendono la strada che abbiamo visto. Ancora dobbiamo imparare molto su queste cellule, così come abbiamo imparato a riconoscere le cellule staminali del sangue, stiamo imparando a riconoscere le cellule staminali normali e adesso riconosciamo anche le cellule staminali dei tumori. Li vedete qua, ci sono diversi marcatori e ognuno di questi ci va a identificare le cellule staminali dei tumori. E qui inizia il discorso. Abbiamo dei marcatori, abbiamo dei possibili bersagli, dobbiamo semplicemente trovare il modo giusto per colpire questi bersagli e vedere se la cosa funziona. Non è così semplice, ma speriamo che la cosa possa funzionare. Come al solito questi topi ci aiutano molto, perché li creiamo noi, creiamo forse una parola forte, li alleviamo noi, sono cosiddetti topi transgenici, questi sono chiamati topi nudi, costano una barca di soldi e poi soprattutto sono nudi e utili ai nostri esperimenti perché hanno il sistema immunitario completamente inibito. Perciò li dobbiamo mantenere, allevare in camere sterili, perciò costano un sacco di soldi. Che particolarità hanno? Che se iniettiamo questi topi delle cellule neoplastiche, queste cellule neoplastiche crescono. E una volta che crescono possiamo provare su questi topi diversi chemioterapici e vedere se funzionano o se non funzionano. Perciò un sistema ce l'abbiamo. E a dire il vero qualche risultato incominciamo a vederlo. Per esempio un gruppo recentemente ha dimostrato che cellule di melanoma trapiantate nel tessuto embrionale nervoso danno origine a cellule nervose. Ma guarda, che cosa succede? Sapete cos'è il melanoma? È un tumore terribile della pelle, da subito a metastasi, è estremamente invasivo, origina sicuramente da delle cellule staminali neoplastiche. E questo che cosa ci fa dire? Ci fa vedere che se noi prendiamo queste cellule di un melanoma di un topo, sempre il topo, e le iniettiamo in un embrione, queste cellule non sono più tumorali, danno origine a cellule del sistema nervoso, se vanno vicino a cellule staminali nervose.
Se noi li cambiamo l'ambiente, il microambiente, riusciamo a tenerli a bada. Sono cellule mutate, però il microambiente ecco che le tiene a freno, li fa fare esattamente quello che devono fare. Qui vediamo appunto come queste cellule vengono prese, mettate nel topo, per l'origine al tumore. Qui vediamo che se le trapiantiamo invece l'embrione, seguono il programma embrionale di queste cellule staminali. Se le riprendiamo dall'embrione, riconoscendo ovviamente, le rimettiamo nel topo, ricresce il melanoma, ricresce il tumore. Allora, una cosa sono questi giochetti fatti con i tubi, una cosa è la realtà. Questi giochetti con i topi li pilotiamo noi, ce li facciamo noi i topi così, però mi sembra che il risultato sia abbastanza incoraggiante e soprattutto ci fa capire, e ritorniamo un po' al discorso iniziale, che è quello a che cosa servono i registri tumori. Serve semplicemente a indicarci dove possiamo trovare dei dati che confermano questi dati sperimentali. Bene. Se mi invitate tra 4-5 anni, spero di potervi raccontare qualcosa di più sulle cellule staminali. Vuol dire che staremo tutti bene, è una gran buona cosa. Allora mi dicono che c'è il dottor Franco Anetta del centro per l'amianto. Vorrei almeno di dire qualche parola riguardo a questo. Io mi sono preparato un discorso perché ho saputo stasera che dovevo parlare, quindi dovrò leggere, mi scuserete, vorrei darvi soprattutto dei dati su riguardo al problema dell'amianto. Innanzitutto cos'è l'amianto? L'amianto è un minerale fibroso, avvicini così. È un minerale fibroso, un silicato, sono silicati di calcio, magnesio, ferro, che è stato usato industrialmente per le sue caratteristiche, che regge benissimo le alte temperature. Si presenta in diverse modalità, quelle più diffuse sono il crisotile, l'oscidolite e la mosite. C'è anche la timolite, l'andofillite, la tremolite. Il brevetto del cemento amianto è del 1901 e la produzione industriale di manufatti in cemento amianto, che è stato la maggiore utilizzo, è del 1903. Però si sapeva già a fine Ottocento che l'amianto faceva male alla salute. Però come materiale era di basso costo e di grandissima durata, per cui si è diffuso tantissimo il suo utilizzo. Con l'Eternit venivano realizzate le fioriere, canne fumarie, lastre ondulate per i tetti, la Sardegna è piena di tetti netti ancora oggi, cisterne per l'acqua potabile, le tubazioni per acquedotti e fognature. Ancora oggi molte tubazioni sono in cemento amianto, sono soggette a usura e contaminano l'acqua potabile, nel caso dell'acqua potabile con le fibre. Il cemento amianto, l'Eternit contiene dal 12 al 16% di crisotilo e quantità minore di glucidolite, che tra i due è anche quello più cancerogeno. Poi l'amianto si usava anche per produrre tessuti e corde che resistessero al calore, e per le guarnizioni, si usava per le guarnizioni di attrico dei freni, e poi si utilizzava anche per equiparare i mezzi di trasporto collettivo, ci equiparavano i treni, gli aerei, gli elicotteri, le navi. Per cui il problema non era per gli operai, soprattutto durante la realizzazione del mezzo. Però poi durante le operazioni di manutenzione le equipaggiazioni spesso venivano danneggiate e chi ci lavorava non adottava nessuna precauzione, perché appunto non si ufficialmente nel mondo del lavoro non si conosceva il problema, solo di curiosità. Le fibre d'amianto hanno uno spessore che è 1300 volte inferiore a quello di un cappello, quindi è difficile anche filtrarle, proteggersi una volta che vengono disperse nell'aria. Possono causare
soprattutto se vengono inalate, in quanto la fibra, essendo un piccolissimo ago, crea un'infiammazione cronica e in più è stato anche dimostrato che è genotossico. C'è il rilascio del discorso del professore che mi preceduto. I tumori più diffusi causati dall'amianto sono il mesotelioma pererico, ma anche i carcinomi del polmone. C'è un effetto moltiplicatorio dell'amianto nei fumatori, cioè il rischio di sviluppare un carcinoma al polmone per non esposta all'amianto, il fumatore è elevatissimo. Però possono causare anche dei tumori al peritoneo e anche a livello genitale. Non c'è una rischia, una soglia di sicurezza, l'unica esposizione sicura è quella zero, cioè non si devono inalare, non ci si deve esporre a fibra di amianto. Questo purtroppo ancora non si è ottenuto perché buona parte della popolazione è ancora esposta. Un cenno storico, ho già detto che fosse cancerogeno, che fosse dannoso, si sapeva già fino all'Ottocento. I maggiori esperti di rischio, anche dal punto di vista medico, sono le assicurazioni. Un dato importante è che gli assicuratori di USA e Canada cessarono sin dal 1918 di assicurare i lavoratori nel campo dell'amianto. Quindi loro che dovevano assicurare questo rischio si sono resi conto che non era possibile coprirlo. Il mondo scientifico, io sono lieto di quella ricerca che è stata fatta da Francesco Gonzago negli anni 50, però si sapeva però cosa succedeva all'industria. Ogni volta che usciva l'evidenza dell'anno, poi finanziava tantissime ricerche che o lo minimizzavano o lo negavano, per quello si è proseguiti a utilizzarlo. Dal punto di vista normativo delle sicurezze per i lavoratori, le prime norme di tutela in Gran Bretagna sono del 31, in cui si è stabilita la dose massima accettabile. Praticamente si è pensato quanti minuti si poteva accettare, anche perché il problema dell'amianto è che causa tumori molto lentamente, cioè sono silenti, restano anche 20, 30, 40 anni dall'esposizione prima che si sviluppi. Infatti noi stiamo uscendo dall'era dell'amianto, però avremo vittime ancora per decenni. La situazione italiana. L'Italia è stata uno dei maggiori produttori e utilizzatori di amianto fino alla fine degli anni 80. Da dopoguerra fino alla messa al piano, che è del 92, sono state prodotte 3 milioni, quasi 4 milioni di tonnellate di amianto grezzo. E in più ne importavamo pure, fino al 91 ne importavamo oltre 50.000 tonnellate l'anno. Come è successo questo? Che mentre gli altri paesi evoluti ne dismettevano l'uso, noi invece ci siamo gettati a capofitto. Tanto quando poi invece ci siamo resi conto che i morti erano tanti, nel 92 ne abbiamo vietato draconianamente l'importazione, la produzione, l'utilizzo sotto qualunque forma. E abbiamo anche stabilito delle normative abbastanza complesse per la rimozione e lo smaltimento, normative che però hanno praticamente bloccato il sistema, non riusciamo a liberarcene dell'amianto in Italia. Attualmente le vittime, secondo le statistiche, sono tra 3.000 e 5.000 l'anno, sono praticamente più che i morti di incidenti stradali. Fino al 2013 le richieste di indennizzo per lavoratori ammalati o deceduti all'INAIL sono state 440.000, ne ha corrisposto finora 170.000 indennizzi. E lì mi riallaccio al problema. Noi in Italia abbiamo il RENAM, il Registro Nazionale dei Mesotelioma, che è affidato all'INAIL, sempre il discorso di prima. Gli assicuratori sono esperti di rischio. Se noi diamo la gestione del registro dei danneggiati a un'assicurazione che deve pagare i danni, lei sarà inevitabilmente incentivata a cercare di non registrarli perché li deve pagare lei, quindi c'è un conflitto per cui il RENAM andrebbe saltato e bisognerebbe affidarsi più a un registro tumori che comprenda tutte le malattie tumorali, che potrebbe andare avanti rispetto a questo problema. Secondo l'OMS a livello mondiale abbiamo circa 90.000 morti l'anno, perché anche quelli potrebbero essere comunque largamente sottostimati. In Italia abbiamo ancora 32 milioni di tonnellate di manufatti contenenti amianto, praticamente ce ne tocca 500 kg a testa. Con il ritmo attuale delle bonifiche ne abbiamo per circa almeno 80
45 anni, quindi bisogna... ultimamente sono usciti anche dei dati abbastanza preoccupanti, perché abbiamo circa 2500 istituti scolastici che devono essere bonificati. Nel 2012 l'INAIL ha dovuto riconoscere come esposizione 63 casi nel comparto istruzione, 25 insegnanti, 6 bidenti, 5 tecnici di laboratorio, cioè è un problema che non interessa solo gli operai, ma interessa un po' tutti. La mappatura della presenza di amianto nel territorio nazionale è ancora in corso da parte dell'INAIL, ha già registrato oltre 34.000 siti contaminati in Italia. Ripeto, il quadro normativo è tale per cui è difficile fare le bonifiche. E in più, ciliegina sulla torta, un'inchiesta di Report del giornalista Giorgio Mottola ha trovato un documento dell'ente minerario del governo indiano datato 2012, in base al quale risulta che l'Italia importa oltre 2.000 tonnellate l'anno di manufatti contenenti amianto. A un'interrogazione parlamentare il sottosegretario all'interno Domenico Manzione ha ammesso dicendo che ne importavano solo 34 tonnellate l'anno, quindi ha detto stiamo violando la legge ma la violiamo poco, quindi non è una cosa preoccupante. Per quello io come rappresentante per l'Osservatorio Nazionale Amianto chiedo che ci sia maggior sensibilità a questo problema, perché rientra nell'ambito proprio della malattia tumorale come un tumore che purtroppo è previsto che continuerà a aumentare nei prossimi 20 anni e ancora non riusciamo a liberarci di questo materiale. Grazie mille per l'attenzione. Ancora qua tutti attenti, la cosa interessante però è anche sabato sera. La parola per chiudere all'amico Nando Coghe, che certamente ci saprà dare qualche spiegazione. Piccola cosa sull'amianto, speriamo, e questo voglio coinvolgere il sindaco, io ho un amico che ha un tetto di una casa abbastanza grande ed non è a Udine, per carità, è dall'altra parte dello stagno, però è da un anno che ha chiesto l'autorizzazione a poter fare i lavori e non gliela danno. Allora il problema è l'Italia, cioè dobbiamo togliere la burocrazia, probabilmente. No, c'era dopo. Però per bonificare un tetto in Ethernet l'80% sono costi burocratici, il 20% è il costo tecnico per toglierlo e metterlo in una discarica autorizzata. Perfetto, grazie. Adesso la parola a Nando Coghe, che non so, che voi date anche il microfono. Va bene. Grazie. Del quanto abbiamo ieri, anche perché ho sentito le relazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, quindi ho ben poco da aggiungere, se non fare qualche considerazione sulle cose che si sono dette. Siccome stasera si era partiti pensando al registro tumori come ad uno strumento importante, imprescindibile, io devo dire che così è, e infatti vado subito a fare vedere questa diapositiva. Saranno poche, io ne ho preparate veramente poche. Questa diapositiva a colpo d'occhio ci fa vedere che le zone bianche sono prive di registro tumori e quindi la copertura reale dei registri tumori in Italia è circa il 48-49%. Questo non vuol dire però che non esiste un dato statistico sui tumori nelle zone bianche della carta. Vuol dire che i dati statistici sui tumori in quelle zone lì sono fatte sulla base della stima. Perché questo è importante dirlo? Perché è come se noi fossimo un sistema sanitario che lavora alla cieca, in realtà non è così. Il nostro sistema sanitario è accreditato tra i primi 4 sistemi sanitari più efficienti esistenti al mondo, e questo soprattutto in funzione della sopravvivenza della età media dei cittadini e quindi dell'aspettativa di vita. Vi hanno fatto vedere prima come, e l'ha detto molto bene Germano mi pare, come i tumori fossero di meno perché la natura pensava selezionare con gli agenti batterici gli organismi
meno dotati di capacità a sopravvivere, e quindi chi sopravviveva era un ceppo selezionato, passatemi il termine, e quindi aveva un sistema immunitario abbastanza forte per vincere anche la mutazione neoplastica. Abbiamo probabilmente indotto con gli antibiotici tutta una serie di modifiche che hanno favorito la tumorogenesi. Come questo? Non ve l'hanno detto, nell'organismo umano esiste un organo accessorio. È una cosa recente, l'ha scoperto un certo Nakata, che ha preso anche il Nobel per questa sua scoperta, è il microbioma. Il microbioma è una sorta di organo accessorio che è costituito da milioni di geni, al contrario di quello che in realtà è il nostro organismo, che è costituito da circa 20.000 geni. Come funzionerebbe, secondo i teorici del microbioma, che poi non è una teoria ma pare che sia una realtà, il nostro organo accessorio? Intanto è diverso in ciascuno di noi e dipende da tutta una serie di condizioni ambientali in cui si trova. La professoressa Piras, che ha parlato di una forte componente ambientale nella formazione dei tumori del cavo orale, determinata da abitudini di vita scorrette, fumo di sigaretta, l'alcol e compagnia dicendo, e vi ha spiegato anche che verosimilmente ci sono degli elementi fattoriali che non si hanno e che possono modificare questa situazione. E questa situazione ovviamente può essere fortemente modificata appunto anche dal microbioma, che può incidere in modo più o meno importante su quella che è la capacità di una cellula a trasformarsi in tumore. D'altra parte, il ragionamento che vi ha fatto il professor Coni sulle cellule staminali neoplastiche che venivano dalla mammella, in realtà è un qualcosa che è stato abbondantemente anche sperimentato. Generoso Bevilacqua, quando era NIH, tirò fuori una teoria che parlava di un virus cancerogeno che determinava la mutazione di queste cellule staminali, che poi, andando avanti nel tempo, portavano al tumore. Questo ovviamente era sul modello sperimentale animale, poi, come abbiamo detto, veniva trasmesso. Peraltro, come avevano detto i relatori che mi hanno preceduto, è evidente che poi tra lo sperimentale e lo sperimentale in vivo c'è una bella differenza. Quello che è importante dire è che questo benedetto registro tumori a cosa serve? Serve ad aiutare chi deve decidere come strutturare, organizzare e pianificare in modo strategico la nostra sanità, deve agire. Serve a guidare chi deve prendere decisioni importanti per tutti noi. Una cosa sulla storia dell'amianto la vorrei dire. Non è vero che non esiste un dato sul mesotelioma, perché l'amianto dà mesoteliomi pleurici, mesoteliomi intestinali, mesoteliomi pericardici e tutti quei tumori mesoteliali che sono in qualche modo indotti dalla inalazione di aghi di amianto. Ma due punti. Nei nostri registri tumori non sono inseriti come tumore d'amianto, evidentemente sono inseriti come mesotelioma, sono presenti, per cui noi abbiamo senza ombra di dubbio anche il dato sul mesotelioma. Il problema è di altro tipo, probabilmente bisognerebbe andare a fare un'indagine ambientale per vedere quali sono i siti maggiormente compromessi e fare poi uno studio prospettico per andare a vedere successivamente quanti di questi andranno a sviluppare, di queste persone esposte, di questi abitanti esposti, andranno poi a sviluppare quel tipo di tumore. È evidente che a noi per un registro tumore interessa l'incidenza, cioè i nuovi casi hanno, quanti italiani convivono con un tumore, quindi la prevalenza, quanto si sopravvive a questo tumore, l'efficacia delle nostre cure ma anche del nostro sistema diagnostico e direi più di tutti del nostro sistema della prevenzione. Vi hanno parlato del sistema della prevenzione. Il sistema della prevenzione è qualcosa che viene pianificato dall'alto e che può essere utilizzato ma non sempre, perché non tutti i tumori sono assoggettabili a screening. Molti dei tumori si possono assoggettare a screening, ma molti altri
non si possono screenare. Perché? Perché sono tumori particolarmente insidiosi che non si possono andare a vedere. Però laddove noi abbiamo la possibilità di fare screening, cavo orale, la cervice uterina, la mammella, il colon retto, eccetera, lo dobbiamo fare. Ovviamente utilizzando un metodo intelligente nel fare questo. Non è che possiamo screenare tutta la popolazione. Il colon retto, per esempio, screena da 50 ai 69 anni tutti quei soggetti adulti di sesso maschile e femminile che non hanno familiarità per il carcinoma del colon retto, che non hanno avuto un carcinoma del colon retto, che non hanno una malattia cronica infiammatoria dell'intestino, rettocolite ulcerosa, malattia di Crohn o altro. Chiaro? Quindi tutti gli altri vengono esclusi. Come fanno i sistemi che pianificano lo screening a escludere quegli altri che non devono essere inclusi nello studio? Sono i medici di famiglia che dovrebbero avere aggiornato il sistema di reportistica con la cartella elettronica personale di ogni paziente, dovrebbero dare alla regione le informazioni dei pazienti che devono essere esclusi dallo screening perché rientrano in quella classe di patologie che vi ho appena detto, e quindi è abbastanza semplice. Serve un sistema informatico potente in grado di raccogliere non solo i dati ma anche di elaborarli, e serve, come vi ha detto la Gerosa, un pool di tecnici molto addentro nella materia statistica sanitaria che riesca a fare anche delle analisi prospettiche e multivariate del dato, in modo da avere un reale elemento di utilità sui dati che andiamo a rilevare, perché in caso contrario noi avremo soltanto dei dati grezzi che ci spaventano, punto e basta. Quindi è un ragionamento molto complicato, molto complesso, che determina poi la necessità di avere un finanziamento. Cioè il sistema sanitario deve raccogliere risorse da dedicare a quel tipo di discorso. Ma la cosa più importante che frena, che fa da paracadute alla diffusione dei registri tumori, non è purtroppo a livello locale, ma ce lo dobbiamo dire, ce lo dobbiamo chiarire una volta per tutte, e il problema è che noi abbiamo un sistema legislativo che spesso parla bene ma razzola male. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno fatto una legge sulla privacy dove hanno stabilito tutta una serie di condizioni a garanzia di ognuno di noi, e poi allo stesso tempo non sono riusciti a prevedere un meccanismo che sbloccasse la situazione dei registri tumore, per esempio, ma anche di altre faccende. Allora, intanto cancro, neoplasia, tumore, malattia neoplastica definiscono circa 200 malattie, e questo la dice lunga sulla possibilità di fare lo screening su 200 malattie, ognuna delle quali può avere tante variabili. L'altro aspetto è che esistono tutta una serie di fattori di rischio, qui ce ne sono un paio che sono stati riportati da enti governativi americani e inglesi, che loro sì hanno un'organizzazione ad hoc finanziata, hanno l'NIH, e in Inghilterra c'è il Royal Medical Council che si occupa della materia, e quindi riescono ad avere tutta una serie di indicazioni e di fornire una serie di dati in funzione di un'organizzazione che è pianificata. Però noi abbiamo la possibilità di andare a vedere qual è l'incidenza dei tumori, per esempio per organo, per popolazione residente. Possiamo vedere il numero di soggetti che è necessario seguire nel corso della vita, da 0 a 84 anni, per trovare un paziente che sviluppa un tumore. Vedete, bisogna studiarne, seguire almeno 39 per le vie aeree superiori, 175 per l'esofago o per lo stomaco 29, e così via discorrendo. Cambiano questi numeri da maschio a donna, dove c'è un'incidenza maggiore dei maschi nei tumori delle vie aeree, ve l'hanno fatto vedere in funzione anche delle abitudini di vita, il fumo di sigaretta, le donne che adesso riprendono un pochino la bicicletta e cominciano a correre, e ahimè rincorrere le cattive abitudini dei maschi, e così via discorrendo. Ma esistono anche dei dati che ci permettono di vedere quali sono i nuovi casi di tumore in totale, e per alcune delle
principali sedi che si possono studiare, fegato, l'osso, la cute, eccetera. Peraltro su alcune condizioni particolari, per esempio il melanoma, esistono proprio dei progetti pianificati e resi gratuitamente a tutti coloro che intendono farsi visitare nei centri specialistici della Sardegna gratuitamente, ripeto, e senza dover fare grosse trafile e grossi salti mortali. Ci sono poi numeri di decessi per causa e per sesso osservati in Italia fino al 2011, questi sono dati Istat, quindi dei dati noi in sostanza li abbiamo, quindi non è che noi non abbiamo i dati. L'altro aspetto che noi ci dobbiamo chiarire immediatamente è che questi dati vengono fatti per 100.000 abitanti e noi in Sardegna siamo 1.600.000, quindi siamo pochi. Statisticamente siamo un cluster di popolazione che non è abbastanza significativo. Mezza Roma fa più di noi. In Italia ci sono 59 milioni di abitanti, quindi tenete conto che andando a fare una media sulla popolazione nazionale noi siamo molto bassi. Dov'è che noi siamo forti e diventiamo importanti per il sistema sanitario nazionale? Intanto non perché siamo longevi, perché la regione più longeva d'Italia è la Liguria, quindi incominciamo a sfatare questa storia che i sardi sono i più longevi di tutti, alla mezza fesseria. Siamo messi bene ma non siamo i più longevi, quindi la teoria del cannonau abbandonata. I dati parlano chiaramente, sono in realtà i liguri, quelli più longevi. Che non bevono. Bevono evidentemente altre cose. Noi siamo importanti invece perché? Perché siamo un cluster di popolazione autoctona che rappresenta un discreto modello statistico sperimentale per andare a studiare le malattie in genere. Ok? Ne sono un esempio, purtroppo, devo dire purtroppo, perché da Sambo assistiamo tutti i giorni a nuove diagnosi, ne sono la sclerosi multipla, non sono il diabete di tipo primo e altre malattie rare come deficit di alfa-1 antitrypsina, eccetera. Ok? Quindi questo va subito chiarito. Io ho assistito ad altri dibattiti dove si puntava il dito sul sindaco, sull'assessore regionale di turno, sul presidente della regione, eccetera. Non l'avete fatto, non l'avete fatto, non l'avete fatto. Non l'avete fatto perché non hanno potuto farlo. Credo che questo lo dobbiamo dire, perché altrimenti non saremo intellettualmente onesti. L'altra cosa è che vado veloce, qui erano soltanto per farvi vedere quali sono per esempio in uno studio statistico per un registro tumori, quali sono per esempio alcune patologie che vengono prese in considerazione: polmone, coloretto, prostata, fegato, stomaco, che sono quelli maggiormente utilizzati nello studio, oppure come possono variare tra maschi e femmine nel tempo. Allora, veniamo al perché c'è la difficoltà del registro tumori. Allora, con questa norma lo Stato ha definito quali fossero i dati sensibili e ha anche detto che i dati sensibili andavano in qualche modo trattati in modo estremamente prudente e quindi non potevano essere divulgati, e siccome il registro tumori è uno strumento anche di divulgazione, incominciavano a sorgere i primi problemi. Ovviamente sono andati avanti, l'articolo 20 ha definito quali fossero i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e ovviamente ha demandato al garante tutta una serie di incombenze sul dare dei pareri sulla fattibilità o meno di determinate operazioni. Il garante a sua volta ha ripreso la legge, come succede spesso in Italia, i capi si morde la coda, hanno fatto un po' di giri, si è espresso favorevolmente fino a un certo punto e da un certo punto in poi invece si è fermato, quindi ha dato alcune autorizzazioni generali, ok,
non puoi fare determinate cose. Ecco perché verosimilmente c'è una grossa difficoltà a mandare avanti questo tipo di discorso in Sardegna. Premesso che in Sardegna dal 2010 a oggi c'è stato un grande lavorio sul registro tumori regionale che però si è scontrato con questo tipo di problema, per cui il discorso a oggi non è andato avanti. Non è che non si conoscano determinati dati. La dottoressa Gerosa prima vi ha parlato per esempio della possibilità di andare ad intercettare alcuni tumori della tiroide nei bambini, cosa che fino a poco tempo fa era ritenuta una cosa praticamente inesistente, cioè si era convinti che i bambini non sviluppassero determinati tipi di tumore maligno. Stiamo parlando di tumori maligni, e invece poi si è scoperto, andando a fare una serie di indagini sulla istologia dei noduli tiroidei presentati, che potevano esserci casi di carcinoma, che c'erano casi di carcinoma della tiroide anche in bambini al di sotto degli 11 anni. E questa è una cosa ovviamente che ha lasciato estremamente sorpresi coloro che ci hanno lavorato su questo tipo di... Allora, per arrivare al concreto, il codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce tutte queste cose, per cui stiamo parlando di un sistema estremamente complesso che prevede per esempio l'adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, che sono tutti elementi che determinano la necessità di avere un sistema organizzativo estremamente complesso, cioè non può essere un'associazione a riuscire a mandare avanti una cosa del genere a meno che non venga superfinanziata. Questo ce lo dobbiamo chiarire una volta per tutte, anche perché chi lavora per il bene della gente non può farsi male andando a raccogliere dati che poi diventano pericolosi se manipolati in modo non corretto. Questo va detto ad ogni punto. La cronologia qual è stata? Nel 2003 il decreto legislativo 196 che stabiliva la tutela dei dati sensibili. Nel 2004 lo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili, la conferenza delle regioni chiede il parere del Garante. Cosa fa il Garante? Nel 2005 il Garante chiede una revisione dello schema tipo per quanto attiene al trattamento dei dati sanitari personali, perché si rende conto che sui dati sanitari non si può fare neanche il fascicolo elettronico praticamente. Nel novembre 2005 viene proposto al Garante un nuovo schema tipo e viene dato un assenso condizionato all'esclusione dal regolamento dei registri di patologie e di mortalità per i quali non risulta sussistere un'adeguata previsione di legge. In altre parole, il Garante, messo di fronte alla necessità di doversi esprimere, ha aggirato la statua. Ha detto no, ma potete usare tranquillamente i registri di patologie e di mortalità, che non sono normanti, perché la legge in Italia viene fatta in un modo molto particolare, molto caratteristico. Quindi non sono normanti e potete usare quelli, ma quelli non danno indicazioni su tutta una serie di dati che vi diceva la Gerosa. Su tutti i dati che vi diceva la professoressa Piras quando vi ha detto delle abitudini di vita dei pazienti, di quante visite hai fatto, di quando è successo, di quando non ti è capitato. Non ti dà i dati su altre condizioni che hanno accarezzato il professor Coni e il professor Rodu. Quindi sono quasi inutili. Non del tutto, ma quasi inutili. Non servono per quel tipo di lavoro. Non ci danno una grande mano. Allora, che cosa è successo? Allora, non avendo avuto polemiche dei tentativi portati avanti dalle regioni di questi anni, succede questo, che i registri tumori lavorano senza un sistema che giuridicamente li quindi chi dice ma lì ce l'hanno, sta dicendo sì, hanno una cosa che è paranormale, quasi illegale.
Sardegna non è la Sardegna, è l'Italia. Noi dobbiamo ragionare, noi siamo, una volta tanto, i sardi, mi permetta, devono dire che sono italiani. Ma io la cartina della Sardegna l'ho vista, metà rossa e metà bianca. Allora, chi legifera queste materie del legislatore nazionale. Allora, il legislatore nazionale ha l'obbligo di legiferare affinché si possano fare le cose che si devono, corrette, che si devono fare per tutelare la salute dei cittadini. Punto. Questo è quello che bisogna dire. Poi cosa hanno fatto? Siccome noi medici abbiamo la testa dura e non ci fermiamo mai, questi sono i colleghi dell'ASL di Milano, ma è uno schema che è stato riprodotto anche qui, che è stato... Ma perché solo la provincia di Cagliari non ce l'ha? Mi trovavo vicino, cosa dicono? I problemi rimasti senza soluzione, legittimazione con legge e registri regionali. Registri di patologia e registri di mortalità. E allora dico, le soluzioni tecniche per rendere anonimo il dato sensibile le dobbiamo comprare, le dobbiamo spendere in tasca a noi, cioè ci dicono, tenete conto che stiamo parlando di un sistema che in buona sostanza è come il gatto che si muove da fuori. Per un verso dicono alle regioni di contenere la spesa, per un altro verso gli dicono fatti carico dei costi delle istituzioni legislative. Ok? Chiamo cosa? Sono due regioni. Scusa, perché a nord Sardegna ci sono dei tumori? Finisco su, poi la procedura di resa anonima dei dati sensibili. Questa potrebbe essere una delle procedure. Ok? È un qualcosa che è stato proposto, è stato visto anche qui a Cagliari. Il professor Fa, quando si occupava del registro tumori, ha proposto un meccanismo molto simile, che però, come spesso capita, trovano degli ostacoli e dei momenti di defiance, passatemi il termine, cioè che tutto si ferma. Perché nel nord Sardegna e a Nuoro ci sono centri di tumori? Perché sono nati prima che il garante entrasse in campo, cioè erano stati fatti antecedentemente e sono stati varati prima che la norma bloccasse il tutto, per cui sono rimasti semplicemente questo. Quindi abbiamo due regioni Sardegna, perché se è la regione che decide, no, non è la regione. La mia è una domanda da ignorante, ma mi rimane un dubbio. No, allora cosa succederà? Allora, oppure c'è gente che si è svegliata e gente che è rimasta tormentata. non esistono non esiste gente che si è svegliata e gente che si è addormentata, ma esiste che da qualche parte sono riusciti a varare prima che uscisse la legge un qualcosa che era in preparazione anche dall'altra parte. Il problema è che a Cagliari era più difficile fare un registro tumori tra la provincia di Cagliari, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano, Ogliastra, eccetera, perché avevamo problemi notevolmente diversi. Va bene? Tecnicamente diversi. Primo fra tutti, non popolazione, molto più ampia. Secondo problema, i registri tumori degli ospedali. Erano molti di più gli ospedali. Ok? Terzo problema, le nostre zone industriali avevano dei problemi che al nord non c'erano. Ma siamo anche la zona più inquinata. Aspetti un attimo. Questo terzo fatto. No, va bene che è proprio. Va all'ATPAS, lo dica all'ATPAS. No, l'ATPAS è conto. Quello che ha provocato maggiori tumori. Sì, lo so che siamo una delle zone che diventerà la più inquinata d'Italia. Però L'ho già. Vabbè, era solo... No, aspetta, io devo parlare. sì, ringrazio. Perché non sono? Oggi io ci visto che ci sono. Ascolti, quando finisco mi faccio le domande che ho. Io finisco e poi lei mi faccia le domande che vuole, abbia pazienza. Non so chi sia lei, però me ne dica dopo queste cose. Io le sto dicendo. Chiediamo scusa, Io sto dicendo qual è il quadro normativo, come si è mosso il legislatore nazionale, come si è
si è mosso il legislatore regionale, come si è mosso chi era incaricato di gestire i registri tumori. Una cosa la posso dire, che se i dati relativi alla provincia di Cagliari esistono sicuramente per la buona volontà di un sistema che si è mosso in una direzione, cioè quella di cercare la salute dei pazienti. Per cui i pazienti di Cagliari non sono rimasti scoperti rispetto ai pazienti di Nuoro o di Sassari, ma le dico anche di più: il dato di Sassari e Nuoro, se non viene confrontato con quello di Cagliari, non serve a niente. L'ha capito questo? Sì, ma cioè l'inutilità di chi si fatta e di chi si loda e si imbroda di aver fatto un registro tumori che non sappiamo a quale regola risponde, ok? Che non può essere confrontato con il dato regionale del Sud Sardegna, è un ragionamento che non galoppa, che non va da nessuna parte. Statisticamente è un dato quasi inutile. Rischiamo di fare delle porcherie che invece di aiutare i nostri pazienti, i nostri concittadini a raggiungere livelli di salute migliori, rischiano di portarli verso chimere e illusioni che non avranno poi un risultato pratico nella vita quotidiana. Quello che vi posso dire è che i ricercatori che hanno parlato oggi vi hanno parlato di target therapy, se volete ve la chiamo come la chiamano oggi, terapia sartoriale, una terapia ritagliata intorno a quel paziente per quel tipo di patologia, per quel tipo di tumore. Stiamo parlando di cose che andavano neanche tanto tempo fa a cercarle a Milano, se non negli Stati Uniti. Abbiamo le culture, abbiamo i saperi, abbiamo le competenze, abbiamo gli uomini, abbiamo la grande determinazione e la volontà del fare. Bisogna essere anche un attimino equilibrati quando parliamo di queste cose. Questo è un sistema estremamente complicato, ok? Che va messo in piedi in modo estremamente attento e accorto e non lascia spazio alle derive, alle mie idee politiche o alle sue. Lascia spazio soltanto al buon senso, perché altrimenti ci giochiamo quei pochi piccioli, come dicono in Sicilia, che abbiamo per fare un sistema che ci può aiutare, per fare un sistema che non ci servirà a niente. Credo di avervi annoiato abbastanza, scusate i toni, ma io sono anche una sana polemica. Io non so se per caso è previsto che si debba andare avanti facendo delle domande. Io vorrei concludere, però se per caso, se l'ora è tarda e il pranzo ci aspetta o vi aspetta, penso che aspetti tutti ovviamente, anche me, però dico in generale, se voi siete d'accordo, con un messaggio positivo, un messaggio che ci deve vedere volti a superare l'ostacolo. Il compito del dottor Coni come conclusione era quello di dire che cos'è che non funziona, che cos'è che non si può fare. Bene, adesso le associazioni non si devono scoraggiare, devono trovare piano piano, collegandosi con le persone che hanno fatto e con quelli che hanno trovato le soluzioni. Sempre italianamente bisogna cercare le soluzioni per superare questo ostacolo, perché il registro tumori è importante per tutti noi, è importante farlo bene, perché senza farlo bene, se non si fa bene non serve a nulla, però è importante per riuscire a superare e aiutare i ricercatori, riuscire a superare questa impasse, riuscire a far sì che anche un territorio come questo, per quello che si vede sarà sicuramente sconvolto probabilmente da venti di inquinamento, possa trovare il modo migliore per appellarsi alla regione, allo Stato o a chi che sia per avere un aiuto in caso di bisogno. Grazie a tutti.